Rendere la spiaggia un luogo accessibile e inclusivo, oltre che un'opportunità sociale e lavorativa per le persone con disabilità. È questo il messaggio che racconta anche quest'anno il progetto Turismo Sociale Inclusivo, ripercorso con tutte le sue novità allo stabilimento a storia del Lido di Sottomarina. Ha preso a pagaiare come se non ci fosse un domani. Regione Veneto e Ulstre Serenissima, un progetto che con i suoi tanti protagonisti traccia un'ampia mappatura inclusiva. Come azienda sanitaria, assieme alle aziende del San Donatese e del Rodigino, siamo state le prime aziende sanitarie del Veneto a partire con un progetto di turismo sociale inclusivo che prevede cosa? Prevede delle attività che vengono fatte dai nostri ragazzi nelle nostre spiagge, nelle nostre attività turistiche, ma anche un progetto di inclusione sociale e lavorativo. Sono 9 i ragazzi disabili che da un mese sono retribuiti per il loro lavoro nelle spiagge, giovani come Elisa, premiati con un attestato e tanti applausi. Brava Elisa! Sto lavorando a Mulino Stucchi, faccio sala colazioni. E ti piace? Da morire. Attenzione particolare rivolta anche all'accessibilità degli stabilimenti. Daremo anche dimostrazione di nuove attrezzature che abbiamo acquistato proprio per questo progetto, come ad esempio dei sollevatori per piscina. Consegnati dall'Ulstrea a 4 stabilimenti balneari di Sottomarina, innovative strutture da utilizzare in acqua per rendere autonoma o facilmente assistita l'immersione delle persone con disabilità per un'estate al 100% inclusiva.